A 5 mesi dall'integrazione di Crédit Agricole Friuladria in Crédit Agricole Italia si è ufficialmente insediato il Comitato Territoriale Nord-Est. Presentato a Palazzo Cossetti, storica sede della banca in piazza 20 settembre a Pordenone, sarà presieduto da Chiara Mio, conta 8 rappresentanti dell'imprenditoria locale e avrà il compito di fare da raccordo tra imprese, stakeholder e istituzioni nell'identificare e avviare progetti utili al territorio e all'economia. Il Comitato Territoriale è un'opportunità messa a disposizione da Crédit Agricole Italia su vari territori, in particolare questo del Nord-Est, vuole essere uno strumento di collegamento fra la banca, che è un attore importante nello scenario economico e sociale, e la realtà, e quindi si presenta come un insieme di imprenditori con grandi sensori sul territorio che coordinano insieme agli operatori di banca per mettere a punto delle progettualità specifiche di questo territorio. Il primo di questi progetti riguarderà la filiera del legno arredo, che coinvolge entrambe le regioni, al vertice in Italia per produzione, fatturato ed esportazioni. Qual è oggi il peso di Crédit Agricole nel Nord-Est e cosa rappresenta per l'economia del territorio? Oggi il Nord-Est rappresenta sia il Friuli Venezia Giulia che il Veneto, per noi due asset veramente importanti, quindi quasi 25 miliardi di masse, 350.000 clienti e soprattutto 1.250 persone che operano nel territorio. Quindi è importante perché per noi vuol dire dare un contributo alle famiglie e alle imprese. Solo nel 2022 abbiamo erogato più di 1 miliardo di finanziamenti per le famiglie, abbiamo erogato più di 600 milioni per le piccole, medie e grandi imprese, quindi un territorio su cui abbiamo quote di mercato importanti. Crédit Agricole rafforza dunque il presidio territoriale a Nord-Est dopo aver avviato Le Village, l'acceleratore di start-up con sede a Padova in piazza Zanellato, il cui primo bilancio è più che incoraggiante. Il numero delle start-up siamo arrivati adesso a 45, quindi è in costante crescita. Le aziende partner sono oggi 20, quindi anche queste sono cresciute e abbiamo chiuso l'anno scorso con 20 adesioni di aziende partner. E abbiamo rilevato come dati a distanza di un anno un più 40% nel fatturato medio. 6 start-up hanno avviato il processo di internazionalizzazione e quello che ci stupisce è che anche aziende manifatturiere molto tradizionali, quindi con business molto tradizionali, si stanno avvicinando alle village per scoprire tecnologie e soprattutto tecnologie che abilitano la sostenibilità. Crédit Agricole dunque continua ad essere riferimento in Friuli Venezia Giulia e Veneto, non soltanto il sesto gruppo bancario italiano nel paese, ma anche promotore di progetti per il territorio.